Siamo stati capaci di individuare subito la pericolosità di questa banda, proprio perché avevamo avuto la percezione che nella Valmusone, nella Vallesina, fosse giunta una nuova banda dedita proprio ai reati contro il patrimonio e alle attività commerciali. Questo ci ha consentito, con una serie di servizi e potenziamento di tutte le mansioni nostre, degli adempimenti esterni, di poter individuare subito questa banda e assicurarla alla giustizia. Nonostante questi signori si fossero divisi in due gruppi, tre sono stati individuati nella zona di Montemarciano e tre lungo la tratta ferrata di Osimo Stazione, della ferrovia di Osimo Stazione, è stato comunque complesso ma non difficile trarli in arresto e assicurarli alla giustizia. Uno è in stato di irreperibilità, l'altro sappiamo chi è ed è stato identificato dalla compagnia Carabinieri di Alba Adriatica, ma lasciatemi dire che ha le ore contate, quindi praticamente manca poco alla sua identificazione. L'allarme è scattato a Grottesente, ci ha messo nelle condizioni di individuare il momento sensibile dove questa banda stava operando all'interno di Grottesente. Siamo arrivati lì, c'è stato prima un fuggi generale, una rincorsa all'interno del supermercato, poi questi malviventi sono riusciti a trovare una porta antipanico che hanno forzato e quindi scappati per i campi. Dopodiché abbiamo dovuto attendere le prime luci dell'alba, accerchiando un po' tutta la zona e cercando un attimo di individuare i soggetti man mano che poi sono stati arrestati. La resa furtiva è stata quasi tutta recuperata. Mi preme sottolineare che tra i 6 arrestati, praticamente addosso a uno di questi abbiamo trovato ancora degli anelli e dei bracciali d'oro bianco di pertinenza proprio della gioielleria Blue Spirit del Grottesente. Il grosso invece era stato abbandonato durante la fuga nei campi,